Noi ovviamente vogliamo migliorare la stagione che abbiamo fatto, che è stata una stagione che ci ha visto ottenere la salvezza con grande anticipo, rimanere nella colonna di sinistra per tutta la scorsa stagione per 28 partite su 38, quindi ci è mancato poco di finire il campionato nella colonna di sinistra e questo è evidente che vorremmo consolidare quest'anno, per poi piano piano coltivare i sogni che tutti noi abbiamo, perché poi alla fine oltre che dirigenti un po' ci scorre anche il sangue nelle vene, un po' tifosi lo siamo, e magari poter andare a conquistare anche qualche obiettivo storico. Gli obiettivi dell'Udinese non cambiano e sono sempre quelli di coltivare una logica ambizione di fare meglio dello scorso anno, lo conferma il direttore generale del club friulano Franco Collavino, ribadendo il costante lavoro dello staff dirigenziale anche con l'ipotesi della cessione sullo sfondo, sebbene al momento non si registrino voci di riprese della stessa che resta in stand-by. Il cronoprogramma è il 17 agosto che comincia la Coppa Italia, il 24 agosto che comincia il campionato, prima ancora il 13 agosto abbiamo un appuntamento importante che è la Supercoppa e quindi rispondo semplicemente dicendo che siamo tutti concentrati sul lavoro, sulla pianificazione di questa stagione, dopodiché l'abbiamo detto tante volte, un club come l'Udinese, che è un club patrimonializzato, che ha uno stadio di proprietà, che è in Serie A da 31 stagioni consecutive, è chiaro che attira interesse, è normale che ci siano delle trattative, le trattative hanno degli alti, hanno dei momenti di più calma, diciamo così, e non hanno una data di scadenza molte volte, quindi noi in questo momento ci preoccupiamo esclusivamente di quello che è di fare il bene dell'Udinese. Le cessioni e qualche risultato negativo in amichevole non hanno però fiaccato l'intramontabile entusiasmo della tifoseria che ha risposto presente dopo il lancio della campagna abbonamenti. Dobbiamo come sempre dire grazie a tutta la nostra tifoseria, a tutti coloro che seguono l'Udinese, perché veramente si è creato uno zoccolo duro di tifosi che amano l'Udinese, sono sempre vicini. I dati della campagna abbonamenti, seppur parziali, quindi i conti si tirano sempre alla fine, però oggi il giornaliero è superiore al giornaliero dell'anno scorso, quindi c'è un entusiasmo che è evidente, come è anche evidente la passione che si sta manifestando attorno alla nuova maglia che abbiamo lanciato la settimana scorsa, quindi sono tutti segnali di grande attaccamento e di grande passione.